Atleti che si schierano in piano vasca e dunque siamo alla loro presentazione. Alla 1 parte Dennis Dose e Adria Monfalcone. Alla 2 Leonardo Ricci, Sport Village Pesaro. Corsia 3 Federico Pignaton, Gymnasium Pordenone. Alla 4 Marco Deano, Arcateam. Corsia 5 Mattia Scarpa, Claudia Piscine Fitness. Corsia 6 Thomas Vecchiato, Idros. Corsia 7 Vittorio Marchetti Rossi, Vissauro. Corsia 8 Giuseppe Fusto, H2O. Finale della categoria junior, settore maschile in corso con Marco Deano in corsia numero 4, chiaro favorito per la vittoria, nuotato nelle batterie della mattina 2.00 e 11, avversario più vicino in corsia 5 Mattia Scarpa 2.10 e 57 nelle batterie. 27,70 il passaggio ai 50, siamo già alla metà gara, 58,51, 30,81 i secondi 50. E dunque Marco Deano in lotta contro se stesso, contro il cronometro, per andare a stampare già nel mese di gennaio qui a Montebelluna una bella prestazione in vista naturalmente dell'impegno più importante per queste categorie ragazzi e junior, che è quello dei criteri giovanili di Riccione, magari per gli atleti che ottengono il tempo, anche quello dei campionati assoluti in vasca lunga. Deano dunque là davanti in vantaggio e poi Ricci in seconda posizione, Vecchiato in terza. Interessante dunque la lotta per la zona del podio, invece là davanti Marco Deano a dettare legge, ad andarsi a prendere la vittoria, 1,59 e 75, dunque va a ottenere il suo primato stagionale, 1,59 e 75, prestazione numero 32 assoluta di tutte le categorie. Stagionale naturalmente Leonardo Ricci 2,9 e 91 per 3 centesimi su Thomas Vecchiato 2,9 e 94.